Questa è Monselice. Ci troviamo nella provincia di Padova. Monselice si trova al centro di importanti arterie stradali e vie d'acqua. Questo ne ha favorito un insediamento abbastanza precoce nella storia. La sua nascita come nucleo cittadino risale al V-VI secolo ed è dovuto a una prima fortificazione del Colle della Rocca da parte dei bizantini, fortificazione che si rivela importante sul piano della strategia difensiva. La città di Monselice è una delle poche, assieme a Padova e a Mantova, a non essere stata occupata dal Boino tra l'estate e l'autunno del 569. Dopo la caduta di Padova nel 601, anche Monselice fu conquistata nel 602 dai Longobardi di Agilulfo. Nell'undicesimo secolo un aumento della popolazione locale favorisce nuovi insediamenti abitativi e nella metà del XII secolo Monselice viene elevata a rango di comune, entrando nel XIII secolo sotto la giurisdizione di Ezzelino III da Romano, vicario in terra veneta dell'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II. Amplia e perfeziona il sistema di mura, ristruttura il mastio sulla sommità della rocca e costruisce la torre civica e il castello ezzeliniano. All'inizio del XIV secolo la città è contesa militarmente tra il vicario imperiale Can Grande dalla Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. Alla fine, dopo un anno di assedio, Monselice viene conquistata da Padova. Divenne così l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono la loro configurazione definitiva. Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porti di accesso e 4 cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Nel 1405 Monselice come il Padovano passarono sotto il controllo della Repubblica di Venezia. Monselice perse gradualmente la sua funzione difensiva e le nobili famiglie veneziane acquistarono ampie proprietà terriere in centro e nelle campagne circostanti. Il centro urbano viene ristrutturato e arricchito di elementi barocchi. Nell'Ottocento, secondo la logica dell'epoca, le mura erano un limite per l'espansione della città moderna. Nella metà del 1800 viene così abbattuto parte del perimetro esterno delle mura e le monumentali porte di accesso della città. Agli occhi dei visitatori dei giorni nostri si presentano comunque ampie testimonianze della città medievale, come la torre civica, buoni tratti di mura e soprattutto il monumentale complesso del castello, ed è prevalentemente intatto il patrimonio edilizio del periodo veneziano.